Salve a tutti, alle nostre spalle Gallerie d'Italia, siamo in collegamento da Piazza della Scala a Milano, dove è prevista la presentazione del programma che riguarderà la candidatura e l'acquisizione di questo risultato di Bergamo e Brescia come città della cultura italiana per il 2023. Un appuntamento fortemente voluto da Regione Lombardia, che si è spesa moltissimo per questa candidatura, protagonisti ovviamente i comuni interessati, e oggi a rappresentare la Regione per la presentazione di questo evento c'era il Presidente Attilio Fontana. Ascoltiamolo. Un momento molto importante, due territori fondamentali per la nostra Regione, sia come capacità economica ma sia soprattutto come fermento culturale che emerge da quei territori. È la partenza di un'avventura molto importante alla quale la Regione ha sempre creduto, per la quale si è impegnata sia mettendo a disposizione risorse per la realizzazione per esempio della ciclovia che unisce i due capoluoghi, sia oggi annuncerò anche alcune risorse per la realizzazione degli eventi. Il Presidente Fontana è stato sollecitato dai giornalisti per fare anche il punto della situazione su quella che è l'attività di Regione Lombardia in relazione alle gravi notizie che giungono dall'Ucraina, e ascoltiamo dunque cosa ha dichiarato il governatore della Lombardia. Abbiamo iniziato a mettere insieme tutte le direzioni più interessate. Dunque partiamo dal presupposto che in Lombardia la comunità è di 55.000 persone, quindi è chiaro che dobbiamo pensare a poter ricevere un numero consistente, io penso fra i 50 e i 100.000. Noi ci siamo messi già al lavoro sia per individuare luoghi dove poter ricoverare le persone che arriveranno, quindi stiamo rimettendo in funzione i Covid hotel, stiamo facendo una mappatura di tutte le residenzialità nei quali poter mettere i profughi, stiamo facendo un esame, anche una mappatura delle case ALER per eventualmente utilizzare quelle, stiamo ricevendo molte disponibilità. Anche poco fa ho ricevuto la telefonata di una persona che rappresenta un'istituzione importante che può mettere a disposizione molte abitazioni. Dall'altro lato stiamo studiando e stiamo predisponendo anche iniziative da un punto di vista sanitario, sia per ricevere i bambini. Voi sapete che fin dal primo giorno stiamo parlando e collaborando con la Fondazione Sole e Terra per ricoverare nei nostri ospedali di Pavia e l'Istituto dei Tumori quel gruppo purtroppo di bambini malati oncologici. Stiamo comunque facendo un esame anche delle quantità di materiale, inteso come medicinali, che possono essere inviate direttamente là, e qui stiamo organizzando, stiamo mettendo a punto tutto quanto necessario per un'assistenza sanitaria, per un'assistenza sia sul territorio sia all'interno degli ospedali. Grazie a tutti per averci seguito da Piazza della Scala, dove ci siamo collegati con le Gallerie d'Italia per la presentazione di Bergamo e Brescia, capitali della cultura italiana per il 2023. È tutto, e arrivederci a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Arrivederci.